Per il nostro appuntamento con i sindaci dei paesi della Sardegna che in questo periodo devono far fronte all'emergenza coronavirus, oggi siamo in collegamento con il sindaco di Villanova Forum, Maurizio Onnis. Ciao Maurizio. Saluti a tutti, grazie, buona giornata. Anche a te, ti ringraziamo per essere qua con noi, con Tele Sardegna. Ecco, ci racconti un po' com'è la situazione a Villanova Forru e come sta reagendo la comunità di fronte a questa emergenza, insomma, che nessuno si aspettava. Ma la situazione a Villanova Forru al momento è sufficientemente tranquilla, direi. Non abbiamo particolari problemi né di ordine pubblico né di sanità pubblica. Fortunatamente noi non abbiamo ancora nessun contagiato, anche se vediamo l'epidemia spandersi nel territorio e la popolazione rispetta le disposizioni date per legge. Quindi non abbiamo nessuno in questo momento che cerca di fare il furbo. E questa è una bella notizia, visto che già da oggi sono in vigore nuove restrizioni, per cui insomma, che da te la comunità si stia comportando bene, ci fa piacere sentirlo. Per quanto riguarda invece i casi, diciamo così, Villanova Forlì è un piccolo paese, per quelle persone che magari non possono uscire di casa, che hanno problemi a muoversi, avete attuato dei dispositivi particolari? Come vi state organizzando o come vi siete organizzati? Beh, Villanova Forru è un paese di appena 630 abitanti ed è abbastanza semplice organizzarsi. Noi qui in comune e poi con l'ausilio dei volontari e dei barracelli possiamo portare a domicilio tutto ciò che serve, dai medicinali alla spesa. Possiamo visitare le persone, naturalmente tenendo la debita distanza e in particolare andare a trovare tutti quelli che stanno soli. L'abbiamo già fatto la settimana scorsa e credo che lo rifaremo questa settimana. Possiamo in un paese così piccolo mettere in piedi, tenere una rete sociale con maglie abbastanza strette da garantire assistenza e aiuto a chiunque, a chi abbia bisogno. Beh, Per fortuna, infatti, posso stavo per dirlo io, aggiungere, per fortuna, sì, certo. per fortuna in un paese come Villanova Foru le reti di vicinato, le reti familiari e la solidarietà funzionano ancora bene. Infatti i nostri paesi, i nostri piccoli paesi hanno questo vantaggio, meno male, e in più ecco, ci fa piacere che i cittadini di Villanova Foru stiano seguendo le prescrizioni, perché è importante in questo momento seguire le prescrizioni, stare a casa e fare in modo che finisca tutto al più presto. Le tue impressioni in questo momento di emergenza, tu da amministratore, che sicuramente avrai anche contatti con gli amministratori dei paesi vicini, cosa ti senti di dire anche a chi ci ascolta e ci vede? Mi sento di dire che questo è un momento, come si dice, in cui è inutile fare polemiche, perché non serve a nulla. Prima di tutto dobbiamo allontanare l'epidemia e rimanere tutti in salute, ma certamente dopo ci sarà tempo di parlarsi, di spiegarsi, di capirsi e di comprendere perché non tutto è girato per il verso giusto. Mettiamola in questi termini. Però, ripeto, non voglio né parlare di cose che vanno oltre Villanova Forno in questo momento, né tirare in ballo chissà chi. La mia preoccupazione maggiore ora è che tutta la gente del mio paese stia bene. Noi siamo contenti che insomma, la tua preoccupazione sia questa. Ehm, Chiudiamo questo breve collegamento insomma, per esigenze di spazio con diciamo così, un appello un po' a tutti i cittadini della Sardegna, visto che appunto Villanova Foru per adesso è un paese che non ha avuto contagi, che non ha avuto casi, un appello insomma a tutti noi, a tutti i cittadini che in questo momento siamo tutti nella stessa situazione. L'appello è che, benché ci siano differenze enormi tra il modo in cui si vive questa cosa in un paese come Villanova Forru e il modo in cui la si vive in città,
L'appello è che ognuno di noi deve fare l'uso più accorto possibile della propria libertà, il che significa non approfittare degli spazi che ci sono ancora concessi, ma usarli nel modo più corretto e onesto possibile. E anche questa è anche la garanzia per poterne continuare a usufruire dopo e per poterli Certo. sviluppare in seguito, perché queste cose non succedono più.